Siamo con il consigliere Beniamino Boscolo perché tra pochi giorni partirà la nuova edizione della Scuola di Formazione Politica dell'Associazione Circolo Veneto. Un'edizione che ha tante novità, che riguarderà anche la città di Chioggia, ma le lasciamo meglio dire a lui cosa succederà. Certo, il Circolo Veneto, che è l'associazione che organizza la Scuola di Formazione Politica per gli amministratori, anche se può tirare un po' a sbagliare il senso della scuola, perché non è solo per gli amministratori ma è per chi ha la passione per la politica, vuole essere un cittadino consapevole o magari vuole candidarsi o è già amministratore o consigliere, insomma, negli enti locali. Le novità di questa terza edizione è che siamo cresciuti e abbiamo triplicato le pillole di formazione che facciamo nel territorio, diventando una vera e propria scuola della città metropolitana, tra l'altro con il patrocinio della città metropolitana e di altri 20 comuni della provincia di Venezia, quindi comuni sia di destra che di sinistra, Vigo Nuovo dei 5 Stelle piuttosto che altri di civiche, quindi vuol dire che l'aspetto culturale della scuola e le nozioni tecniche che vengono date dà molta soddisfazione agli organizzatori e anche al sottoscritto che ne dirige un po' i lavori delle scuole. Quindi la scuola, come ho detto, triplica le pillole partendo da Chioggia, quindi faremo delle lezioni a Chioggia ogni primo lunedì del mese a partire da novembre fino a marzo, poi il terzo mercoledì dei mesi novembre e marzo saremo a Jesolo, e questo alla sera, sia a Chioggia che a Jesolo dalle 8 alle 10 di sera, mentre a Mestre sarà il secondo sabato di ogni mese, sempre da novembre a marzo, e sarà la mattina dalle 10 a mezzogiorno. Puoi ricordare un po' quali argomenti verranno trattati nei corsi e magari anche i nomi di qualche docente di prestigio? Certo, ho detto che sono 5 mesi da novembre a marzo, quindi avremo 5 lezioni da 2 ore, quindi saranno un corso di 10 ore. La prima materia che verrà in qualche modo condivisa con gli allievi, poi ti dirò i numeri, è il servizio per il cittadino rispetto a quelle che sono poi le bollette che ti arrivano a casa, in particolare il caso Veritas. Avremo il dottor Razzini che verrà, che è già venuto l'anno scorso, ha fatto anche un buon successo come docente, veramente molto, molto apprezzato, e parleremo quindi di Veritas, il servizio idrico integrato e la raccolta delle immondizie, la gestione, insomma, dell'ambiente da parte di Veritas. Poi come seconda lezione avremo il web marketing e la comunicazione, quindi l'utilizzo dei social nella politica, visto che oggi è diventato, vedendo i risultati dei 5 Stelle, di Matteo Renzi piuttosto di Matteo Salvini, quindi della Lega, vediamo che i social diventano un elemento che ormai è fondamentale, necessario per comunque comunicare le proprie idee, per comunicare quello che si vuole fare, quindi se si è bravi a utilizzarli si ha un buon pubblico e una grande presenza. Poi tratteremo, adesso dico un po' più veloce, i bilanci degli enti locali. L'anno scorso abbiamo avuto un funzionario della città metropolitana e il segretario generale di un comune del Friuli Venezia Giulia, quindi un argomento molto tecnico con dei tecnici che ci vengono a spiegare. I finanziamenti europei, qui utilizziamo invece degli esperti, dei liberi professionisti che si occupano di europrogettazione, di finanziamenti sia agli enti locali che ai privati, e poi il parlare in pubblico nelle campagne elettorali. Quindi questi sono un po' gli argomenti. Se non ho dimenticato qualcosa, i numeri, sì, parliamo di cifre. Allora, fino adesso che la scadenza delle iscrizioni è stata prorogata al 22 ottobre, infatti abbiamo preso dei risalti un po' più grandi perché abbiamo avuto veramente un buon risultato di numeri. Abbiamo finora 21 iscritti a Chioggia, 36 iscritti a Mestre e 17 o 19, scusate, a Jesolo. Quindi vuol dire che un'ottantina di persone si sono iscritte alla scuola. Chi si iscrive porta avanti il percorso, poi riceverà anche un attestato, oltre a ricevere conoscenze che gli saranno utili nella professione. Certo, ogni anno al secondo venerdì di giugno c'è l'assemblea del Circolo Veneto, nella quale si porta la scuola in cifre, come è andata l'anno, e poi si consegnano gli attestati ai presenti, mentre a chi sarà assente verrà spedito a casa l'attestato. Bisogna però
avendo 5 lezioni, garantire almeno 4 presenze, cioè più di un'assenza per avere l'attestato non si può fare. E per potersi iscrivere entro il 22 ottobre cosa bisogna fare? Si può andare nella pagina Facebook della scuola di formazione politica Veneto, si chiama la pagina, oppure mi si può mandare un'email info@beniaminoboscolo.it, oppure se andate su Chioggia Azzurra o Venezia Moderna vedete che c'è un post proprio di questa mattina o di ieri sera, vi l'ho letto stamattina, che praticamente dà tutte le indicazioni in maniera puntuale e precisa, allegando anche con un link il modulo che si può scaricare e poi inviare seguendo i dati che ci sono scritti nella scheda di adesione, dove ci sono tutti i contenuti delle cose che un po' vi ho detto. Va bene, Beniamino, grazie e in bocca al lupo per la scuola. Grazie a voi, vi aspetto.